Siamo tornati in studio dal Granata della Cittadella al giallo-nero delle Lupe Basket, un altro fine settimana positivo per le giocatrici di coach Lerry Abignente e abbiamo qui in studio una delle protagoniste della vittoria contro Sesto San Giovanni. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Marcella Filippi. Ciao Marcella. Buonasera a tutti. Al tuo fianco c'è come sempre Riccardo Andretta, responsabile della comunicazione delle Lupe Basket. Ciao Riccardo. Ciao Giovanni, buonasera. Con te parleremo insomma di questa settimana ma anche di quello che accadrà nel prossimo fine settimana. Vado subito però adesso da Marcella Filippi, una delle protagoniste di questa vittoria contro Sesto San Giovanni, la terza vittoria in altrettante partite su un campo non facile da espugnare, no Marcella? Assolutamente no, un campo non facilissimo, una squadra ostica con un'allenatrice che prepara benissimo le partite, quindi ci ha messo abbastanza in difficoltà all'inizio, ma l'abbiamo affrontata crescendo durante il gioco e quindi si è visto alla fine che abbiamo portato a casa questi altri 2 punti. 73-65 il risultato. Qual è stata la chiave di questa vittoria? Voi contro Battipaglia e Costa Masnaga avevate messo in campo un gioco deciso, cercando di non far respirare anche le avversarie. Contro Sesto San Giovanni qual è stato il punto di svolta? Contro Sesto sono state brave loro a metterci molta pressione, a chiuderci le nostre prime scelte e le nostre sicurezze, diciamo. Quindi abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per assestarci e trovare il modo di segnare senza le nostre prime opzioni in attacco, insomma. Andiamo a vedere adesso il quadro generale di questa terza giornata con i risultati che hanno caratterizzato il fine settimana. Oltre alla vittoria delle Lupe Basket sul campo di Sesto San Giovanni, Bologna ha battuto Vigarano 73-65, vittoria esterna di Lucca contro Costa Masnaga 97-73, detto della vittoria del Fila San Martino 73-65, vittoria anche per il Palermo 77-70 su Torino, Venezia Empoli 89-70, Battipaglia Broni 66-57 per Broni e poi la sconfitta delle campionesse in carica del Fami da Schio 70-52 contro Ragusa, per una classifica che vede in testa al campionato di Serie A1 il Fila con 6 punti, 3 vittorie, non solo però le giallonere con il bottino completo, anche Venezia e Ragusa in testa, 4 punti Lucca, Broni, Fami da Schio e Sesto San Giovanni, a 2 punti Bologna, Vigarano, Empoli e Palermo, a 0 punti Battipaglia, Costa Masnaga e Torino. Marcella, questa classifica iniziate a guardarla oppure è troppo presto per fare conti e per analizzare dal punto di vista numerico questa stagione? Ma assolutamente, siamo felicissime e ci prendiamo dobbiamo gioire di essere insomma prima in classifica. Se ci siamo è perché ce lo siamo meritate, ovvio, sono solo 3 partite, puntiamo ad arrivare a punteggio pieno al derby che avremo fra 2 settimane. Diciamo che la prossima non è sicuramente una partita facile, però fino ad ora va bene così. Ecco, per te è un ritorno questo al Fila, qui a San Martino, perché c'eri già stata per diversi anni. Com'è questa tua nuova avventura in un ambiente con una maglia che già conosci molto bene? Diciamo che non la reputo una nuova avventura, perché è come se avessi messo in pausa e fossi poi tornata a rischiacciare sul play. Però sì, sono stata via, ma è come non essere mai stata via, perché mi hanno accolto tutti come se fosse stato ieri l'ultimo giorno qui e quindi non sento non la sento una nuova avventura, diciamo. E gli stimoli adesso per aiutare questo Fila San Martino a migliorare, immagino, la situazione dello scorso anno. Ci sono questi stimoli, c'è l'ambizione di provare a fare qualcosa di ulteriore rispetto comunque all'ottimo risultato della scorsa stagione? Assolutamente, l'anno scorso è stato secondo me il risultato più alto che si sia mai ottenuto per le Lupe e vorremmo a tutti i costi arrivare a ripeterci e se non fare uno step successivo, che però ovviamente non si dice mai. La scaramanzia è di casa, anche rigorosamente Lupe Basket, anche in casa giallonera, quindi ci fermiamo qui per quanto riguarda questo argomento. Però ti chiedo un attimo qualcosa rispetto alla tua stagione scorsa, Schio, l'Eurolega, tante emozioni e tanta gavetta. Arrivare a questi palcoscenici importanti, comunque da atleta matura, quali sensazioni ti ha lasciato?
Diciamo che hai parlato di gavetta e prendo spunto. È stata una gavetta abbastanza lunga la mia perché ho iniziato a giocare abbastanza presto, poi ho smesso un anno, ho fatto pallavolo, ma ho ricominciato, insomma. E la mia gavetta è stata ripagata a 30 anni per la prima volta quando sono andata la prima volta in nazionale. Quindi è stato un lungo percorso e i suoi frutti sono arrivati solo negli ultimi anni. E il fatto di andare a Schio è stato mettere una ciliegina sopra tanti anni di impegno e di sacrifici che ho fatto. Ovvio, sono stati ripagati con lo scudetto, sono stati ripagati con la mia prima avventura in Eurolega, dove ho avuto la possibilità di confrontarmi con gente di un livello ottimo e di imparare, sia nonostante non abbia giocato molto, ho comunque visto e imparato tanto dalle mie compagne, tecnicamente e tatticamente, ma anche di testa, perché comunque non è facile arrivare a 33 anni e arrivare da giocare 40-35 minuti a partita a essere sì, una giocatrice meno importante, però insomma. Però insomma anche il fatto di entrare a partita in corso e dare il tuo apporto poi mentalmente, tutta esperienza che immagino porterai anche, hai portato anche per le giovani lupe con le quali vi trovate a giocare, ad allenarvi e a confrontarvi quotidianamente. Assolutamente, a livello mentale mi sento di essere cresciuta molto e quindi insomma prendo questa cosa che mi serviva tanto e penso che sia un fattore in più che porterò quest'anno in questa esperienza. E si stanno vedendo anche dal punto di vista proprio delle percentuali di Marcella Filippi, sicuramente tra le migliori in questo inizio di stagione. Abbiamo parlato di giovani, vado da Riccardo Andretta perché apriamo una parentesi anche sulla 2 con il Fanola che ha vinto il derby contro Marghera. Non era una vittoria scontata, è stata una vittoria di cuore, ma non solo. È stata una vittoria importante perché è la prima vittoria in campionato dopo 2 sconfitte in volata e il turno di sosta. Finalmente anche le lupe di coach Valentini hanno rotto il ghiaccio. Era un derby, come sempre sentito, uno scontro diretto. Le lupe l'hanno interpretato al meglio perché sono scappate via già da subito con un 9-2 di parziale, poi comunque Marghera ha lottato ma il vantaggio è sempre rimasto nell'ordine della doppia cifra. Una prova corale, incoraggiante, con diverse ragazze in doppia cifra, tra loro cito Giordano e Toffolo, che erano 2 ex, erano tra le giocatrici più attese dell'impegno perché sono cresciute e fino all'anno scorso militavano proprio a Marghera. Una prestazione incoraggiante, sappiamo, specie per una squadra così giovane, quanto le vittorie possano aiutare a infondere coraggio e sicurezza, per cui sicuramente un weekend da incorniciare per il Fanola. E vediamo invece quello che accadrà nel prossimo weekend. Marcella, si attende l'arrivo domenica in casa del Palermo, squadra che ha ottenuto un successo importante, il primo dopo 29 anni di storia. Una squadra teoricamente non di prima fascia, però quali saranno le insidie che vi troverete ad affrontare secondo te? Io in questo campionato non chiamerei nessuno non di prima fascia perché è un campionato abbastanza livellato, nel senso che tutte possono vincere contro tutti. Ovvio, Palermo è neopromossa, però ha sugli scudi un grande stratega come Santino Coppa, che è un veterano della Serie A, quindi insomma farà di tutto per metterci in difficoltà con le sue scelte difensive, di sicuro ci metterà tutto quello che ha. E vedremo invece come avete letto la sconfitta di Schio contro Ragusa, Schio corazzata, campione in carica, però è caduta questo fine settimana. Un incidente di percorso oppure un segnale che può accendersi per il resto delle squadre di Serie 1? Ma secondo me Schio comunque in questo momento ha il doppio impegno, che è quello dell'Eurolega e del campionato. E soprattutto all'inizio del campionato mette un po' più attenzione all'Eurolega perché è giusto giocarsi le carte per quell'impegno che dura meno del campionato. Per il campionato per loro c'è sempre tempo, con una rosa così lunga comunque hanno sempre tempo per tornare in carreggiata ed è una sconfitta ed è contro Ragusa, non è contro una squadra a 0 punti insomma. Beh, indubbiamente sì, fa specie però insomma vedere che anche chi teoricamente è lì quasi per scontato insomma cade. Abbiamo ancora 30 secondi, ti chiedo l'avventura in nazionale con il 3 contro 3 disciplina che sarà a Tokyo 2020, com'è stata, quali sono le emozioni e quali le ambizioni anche su questo fronte? Allora le emozioni sono parecchie perché comunque è uno sport che
ti fa vivere tutte le emozioni triplicate rispetto alla pallacanestro 5 contro 5, un po' come il paragone calcio a 11, calcio a 5. Molto più rapido anche. Molto più rapido. E le ambizioni sono quelle di poter partecipare al preolimpico che dovremmo aver raggiunto, nel senso che si saprà l'1 novembre, quando la classifica delle federazioni verrà congelata e le prime 10 potranno accedere al preolimpico, appunto. Noi adesso siamo in teoria seste in Europa e ottave al mondo, quindi dovremmo esserci. Quello sarebbe... E noi chiaramente te lo auguriamo per la tua carriera, ma anche insomma, per la soddisfazione delle Lupe Basket. Noi siamo in chiusura, Marcella ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie a te. Ringrazio anche Riccardo Andretta e andiamo a vedere adesso alcune immagini di Marcella Filippi in maglia giallonera e poi torniamo in studio per i saluti. Who's quickly become a fan favorite.